Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi andiamo a fare il casatiello napoletano. A Napoli, quando parliamo di casatiello, ci viene l'acquolina in bocca perché al suo interno il ripieno è fatto di salumi misti, formaggi e uova sode. Andiamo a fare un buonissimo impasto con strutto e pepe come vuole la tradizione. Andiamo a fare a mano, andiamo a mettere sempre la farina al centro a fontana. Apriamo in questo modo, inseriamo lo strutto, lo zucchero che serve per sia la doratura che per la lievitazione, inseriamo il sale, il pepe e andiamo a fare una pastetta come sempre. Fatta questa pastetta iniziamo a mettere il lievito, lo sbricioliamo in acqua. Inseriamo tutta l'acqua nel composto, in questo modo. Passiamo i liquidi nello strutto, pepe e sale e man mano iniziamo a incamerare la farina, come sempre, come un classico impasto. Vediamo che l'impasto dopo inizia a prendere corpo, in questo modo. Asciughiamo per bene tutti i residui di pasta, magari ci aiutiamo con un raschietto. Lavorando in questo modo, mettiamo questo panetto e lo facciamo stare per almeno 5 minuti a riposo in questo modo. Dopo 5 minuti di riposo andiamo ad arrotolare l'impasto, vedete che è molto più liscio in questo modo, e lo andiamo a mettere in un recipiente infarinato coperto da pellicola trasparente. L'impasto lo possiamo mettere anche nel forno preriscaldato a 30 gradi, spegniamo il forno e l'impasto lieviterà magicamente in pochissimo tempo. Poi vi ricordo che vicino al pacco di farina ci sono i valori nutrizionali della farina, incluse anche le proteine. Prendete una farina 00 con proteine di almeno 10-11 grammi, altrimenti l'impasto non viene così solido. Come vediamo, dopo un paio di ore di lievitazione, almeno a 30 gradi, il nostro impasto è pronto. Lo andiamo a togliere dal recipiente, andiamo a mettere il pezzo di impasto in questo modo. Vediamo che è talmente rilassato che si può anche lavorare con le mani. La lievitazione e dalla morbidezza dell'impasto andiamo a creare un rettangolo in questo modo. Ovviamente voi potete aiutare anche con farina, però vi assicuro che non c'è bisogno perché è un impasto talmente morbido, guardate, si stende stesso con le mani. Steso l'impasto in questo modo, inseriamo i salumi e i formaggi internamente, così. Le uova le metteremo al centro, le taglieremo in 4 parti, le metteremo al centro in modo ordinato. Ci sono tante persone che inseriscono talmente di quel ripieno all'interno del casatiello che l'impasto si vede a malapena, ma mentre vi assicuro che l'impasto del casatiello è saporito, quindi facciamolo un po' più spesso. Tagliare ogni uovo in 4 parti e ogni quarto lo mettiamo centralmente così, in modo tale che la fetta centrale ci sia sicuramente l'uovo. Vado a togliere un pezzettino di impasto laterale, questo e questo, che ci servirà per inserire le uova in superficie del nostro magico casatiello. Più o meno lateralmente ho tolto un 50-60 grammi di impasto e a questo punto andiamo ad arrotolare in questo modo, in modo ben stretto. Il finale andiamo a stendere un po' in più, così abbiamo una chiusura
omogenea. Mettiamo un po' di farina sotto, un classico ruoto da casatiello, lo andiamo a mettere, cospargere di strutto, io in questo caso, potete mettere sia burro che margarina. Mettere lo strutto in questo modo, in tutte le parti del ruoto classico da casatiello napoletano. Prendiamo il nostro salsicciotto che abbiamo creato, andiamo a chiudere in questo modo, diamo tolleranza all'impasto che entra nell'altra parte dove sono i salumi e spingiamo in questo modo. A prendere il nostro impasto che abbiamo tolto dalla lavorazione e lo dividiamo in 10 parti, che andiamo a prendere le nostre uova lavate, ovviamente crude, e andiamo a mettere sul casatiello. Però vi faccio vedere un trucchetto: mettiamo l'impasto così, in questo modo, per ogni uovo, e voilà, a croce, che ricorda il segno della Santa Pasqua, e lo mettiamo così. Lo mettiamo a lievitare in un forno preriscaldato a 40 gradi, poi spegniamo per almeno un paio di ore. Dopo circa un'ora e mezza, 2 ore, il nostro casatiello ha superato l'orlo dello stampo, quindi è pronto per essere infornato. Quando il nostro casatiello è lievitato in questo modo, lo possiamo infornare centro basso del forno, modalità statico, 190 gradi per almeno 50-55 minuti. Dopo circa 45-50 minuti il nostro casatiello è pronto e voilà! Dopo 2-3 ore di raffreddamento vado a sformare il casatiello in questo modo, metto un piatto sotto e voilà. Vado ad assaggiare. Non ho parole. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, come sempre lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e come sempre attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Alla prossima ricetta!